Sì, va dato merito anche agli avversari sicuramente che hanno fatto una buona partita. Noi abbiamo fatto una partita sottotono, sicuramente non una delle nostre migliori partite. Ehm, Abbiamo perso qualche duello di troppo, abbiamo perso qualche seconda palla di troppo e quindi queste partite così poi possono influire. Però i ragazzi hanno dato tutto come sempre nelle difficoltà e niente, la prendiamo così, ci saranno spunti sicuramente per migliorare, però ripeto, una giornata storta, una giornata dove un po' in generale eravamo un po' tutti sottotono contro un avversario che ha fatto una buona partita. Ecco, mister, le chiedo se la cosa che un pochino le dispiace più, al di là della sconfitta, è quello che nel secondo tempo sembravate riuscire a mettere un pochino di reazione, invece poi alla fine la squadra si è scoraggiata e anche nei singoli, nell'atteggiamento dei singoli non è sembrata riuscire mai davvero a rientrare in partita. Le chiedo, collegandomi a questo, come mai Varela solo nella ripresa? Varela è rientrato insomma, da un periodo quindi bisogna anche, come posso dire, gestire i ragazzi perché poi si rischia di compromettere per periodi un po' più lunghi. Quindi sapevamo, insomma, avevamo in testa, ti dico la verità, anche un'altra partita, però è stata una scelta che speravamo di far entrare Varela il secondo tempo per dare quello sprint in più, quello strappo in più. Però è un discorso generale, secondo me, un discorso oggi eravamo sottotono e rischi di perdere la partita. Ecco, oggi sottotono, prima sconfitta in campionato, la sfida vera adesso è quella di saper dimostrare di essere una squadra che sa anche reagire a questi momenti. Ma ci mancherebbe, insomma, può capitare, può succedere. Eravamo l'unica squadra imbattuta insieme al Pescara, quindi fino adesso abbiamo fatto un percorso buono e domenica proveremo a riscattarci e a migliorare dove c'è sempre, insomma, a prendere i spunti dove migliorare. Ma secondo me è stata anche una situazione proprio di un po' sotto ritmo, un po' generale, quindi vediamo, domani ne parliamo, vediamo. Le chiedo, gli infortuni stanno condizionando, comunque sia, nonostante i buoni risultati, a parte oggi, della Torre, stanno condizionando, credo, l'alchimia proprio di gioco di questa squadra. Sono infortuni su giocatori che hanno anche una certa età. L'età media un po' può essere un fattore alla lunga per questa squadra? Ma l'infortunio, per esempio quello di Antonelli, è un infortunio che non c'entra niente con quello che ha avuto in precedenza. Veniva da un periodo insomma, di riposo, tra virgolette, dove si era allenato, stava bene, ha dato la sua disponibilità e serviva a noi un giocatore fisico come lui, no? Quindi su di lui insomma, potevamo rischiarlo. È chiaro, poi non puoi rischiare troppi giocatori, quindi però, ripeto, adesso sicuramente dalla prossima settimana avremo anche Giorico, Zecca che rientreranno, però secondo me stato proprio un discorso di partita brutta, strana da parte nostra, dove non so se il gol preso subito ci ha un po' condizionato, le ammonizioni pure dietro ci hanno condizionato, perché, però ripeto, va dato merito anche agli avversari che sicuramente hanno fatto una grande partita. L'Arezzo ha fatto una grande partita. Sugli episodi avete recriminato un pochino Sul sull'episodio secondo del secondo gol, gol. il fallo laterale a conferma anche degli avversari era nostro. Il guardalino l'ha girato e forse in quel momento ha preso un po' alla sprovvista, non so se era Razzo, mi sembra. Su quell'episodio forse si poteva essere un po' più attenti. Mister, forse anche in una giornata così storta, senza il capolavoro di parata del portiere sulla posizione finale, magari. Sono quelle classiche partite che puoi giocare pure. Vuoi un segnale? Sì, vabbè, però ripeto, i ragazzi hanno dato comunque tutto, sempre nelle difficoltà che ci sono state in campo, quindi andiamo avanti senza fare drammi e continuiamo a lavorare. Grazie. Mister, scusi, una curiosità solo. Il campo non è sembrato un giudizio di eccellenza. Ma il campo. Senza essere alibi, proprio una curiosità su. È chiaro, noi quando andiamo fuori casa forse giochiamo pure meglio.
Mister, partiamo dalla fine, siete usciti tra gli applausi del Vannissanna, un 2-0, una prestazione maiuscola la vostra qua in Sardegna. Sì, è stata una prestazione importante, un risultato importante considerando la difficoltà della trasferta, il blasone dell'avversario, l'importanza dell'avversario che ha dato continuità rispetto all'anno scorso che ha fatto un campionato di vertice, quindi veramente bravi tutti e poi siamo anche contenti per quei tifosi che purtroppo non sono potuti entrare ma ci hanno sostenuto prima di venire qui, quindi va dedicata anche a loro insieme a tutto l'ambiente Arezzo. Le chiedo un attimino la situazione sugli infortunati perché è stata una trasferta buona in campo però con infortuni pesanti. Sì, purtroppo è la nota dolente di questa giornata perché abbiamo perso sia Righetti che Chierico sperando che non sia nulla di grave. Uno preoccupa un po' di più che Righetti perché ha subito una distorsione e quindi è un po' più preoccupante. Quella di Chierico che è a livello muscolare da valutare sperando che si sia fermato in tempo. Ecco, l'aspetto migliore di oggi è essere riusciti subito a imporre il vostro ritmo oppure essere stati bravi nella ripresa anche a limitare la reazione tentata dalla Torres? Ma sono quelle partite che si giocano a 360 gradi, secondo me veramente siamo stati bravi in tutto oggi, anche nei momenti dove abbiamo dovuto concedere un palleggio a una squadra che gioca bene, che comunque ha un organico importante. E, ecco, se c'è una cosa da rammaricare forse nel momento in cui abbiamo realizzato il vantaggio, potevamo sfruttare meglio qualche situazione di campo aperto dove ci siamo presentati diverse volte, abbiamo creato diverse occasioni e quindi la partita la potevamo mettere in sicurezza un po' prima. Le faccio l'ultima, per me la partita di oggi credo abbia certificato quanto è complicato questo girone B lì nelle posizioni anche di vertice. Ogni domenica c'è un po' uno stravolgimento, forse la continuità sarà quella principale per restare tra le primissime posizioni per lungo periodo. Assolutamente sì, e noi cercavamo conferma in questo senso perché anche al di là del risultato importante di oggi diamo seguito secondo me a un filotto di partite, compresa quella contro la Ternana dove abbiamo raccolto 0 al cospetto di una prestazione importante dove abbiamo pagato a caro prezzo 2 errori individuali subendo 2 gol contro una squadra di grande blasone, quindi la mentalità deve essere questa appunto come diceva lei per rimanere aggrappati il più possibile al gruppo di vertice e oggi l'hanno dimostrato. Grazie mister, complimenti. Per me, ha detto che temeva la verticalità della Torres, che non c'è stata. Come è riuscito a vanificare questa qualità dei rossoblù? Ma con i giusti tempi di pressione, valutando anche delle caratteristiche in grado di sopperire a un avversario che ha fisicità, ha gamba e anche qualità in quella che è la ricerca poi della metà campo avversaria. Quindi secondo me siamo riusciti a pareggiare in tante circostanze, se non a superare questo aspetto qui e allo stesso tempo poi sapevamo che nel momento in cui avremmo tenuto botta sotto l'aspetto difensivo si sarebbero create le condizioni di campo aperto per sfruttare le nostre caratteristiche e credo che in tal senso la partita è stata fatta nel modo giusto. Riccardo, gara difficile in cui avete faticato a entrare in partita, avete subito gol presto ed è mancata anche nella ripresa un po' la reazione di carattere di questa Torres. Sì, non abbiamo avuto secondo me un approccio positivo, loro sicuramente l'hanno avuto migliore di noi, nei primi minuti si è visto diciamo. Peccato aver subito gol perché magari ci stanno le partite dove trovi una squadra forte come l'Arezzo che ti mette in difficoltà, però poi puoi essere sicuramente più bravo a gestire alcune situazioni, ci servirà sicuramente da lezione. Peccato aver subito il secondo gol in un momento forse dove stavamo venendo un pochettino fuori, che ci ha un pochettino compromesso anche il secondo tempo, diciamo. Però sicuramente è un piccolo inciampo in un percorso che ci servirà per migliorare le prossime partite. A livello personale il centrocampo della Torres è cambiato tantissimo, no? Perché a volte giocava Brentan, poi si è infortunato, Masala, Casini, a strappi anche con poche presenze per Giorico, Mastinu. State trovando un po' di difficoltà a trovare una quadra lì in mezzo anche. Ma diciamo che è un modulo che è dispendioso perché i centrocampisti corrono tanto, quindi bisogna essere in tanti e comunque siamo tutti giocatori bravi, d'esperienza che hanno fatto campionati e penso che più siamo meglio è. Le affinità ci sono sia l'uno con l'altro, non ci sono coppie
che magari si trovano meglio con altre, ma quando i giocatori sono bravi tutti si trovano bene con tutti, è solo un piacere essere più giocatori possibili. Ti chiedo, negli ultimi 20-15 minuti avevate molto la testa bassa, anche sulle ripartenze non riuscivate a imprimere il vostro ritmo, mentalmente anche vi è sfuggita questa partita? Sì, forse anche gli episodi magari che ci potevano girare a favore, come la punizione di Fischnaller, in una giornata del genere trovi il portiere che fa una grande prestazione, magari quell'episodio che ti può far riaccendere la luce non lo trovi, e come ho detto prima sono inciampi che possono capitare all'interno di una stagione e ci dovranno servire per poter ripartire più forte di prima. L'impressione è che, a parte l'aggressività e il pressing low, voi pensavate anche un fisico in ritardo, cioè tante volte facevate un tocco in più prima di passare la palla, sembravate sempre leggermente più indietro di mezzo secondo rispetto a loro. Ma come ho detto prima, loro hanno avuto un bel approccio, hanno fatto un'ottima partita, stiamo parlando comunque di una squadra con qualità e ci possono capitare partite del genere. Veniamo anche da 2 settimane dove si è giocato tanto, quindi magari anche a livello mentale qualcosa si può concedere a una squadra del genere, peccato solo che si sarebbe potuto gestire magari in un momento di difficoltà in modo migliore, ma come ho detto ci servirà da lezione per le prossime volte. Amici di Directa Sport, benvenuti a Olbia. Questo è il Bruno Nespoli, sarà lui a far da teatro a Olbia e Real Monterotondo Scalo, che qui giocano una gara valida per la 5ª giornata del girone G del campionato di Serie D. E poi via da Furtado, vediamo se riesce a distendersi l'Olbia, risale il campo con Cabrera. Arrivando anche Ninguè a dar fastidio, passa il pallone per Santi, Furtado pettina, entra in area Furtado sul destro! Che parata di Silvestrini, prima vera grande occasione per l'Olbia che non ha finito. Santi, il cross verso Furtado, alza la gamba ma non c'è fallo in gioco pericoloso. Gonzales mette il pallone ancora alla ricerca dell'ex giocatore della Fiorita. Spegne così azione offensiva dell'Olbia, la migliore occasione della partita. Difesa ancora bene il Monterotondo, Contucci con la testa, ora occhio perché c'è una prateria per Meledandri, potenziale 3 contro 1, Meledandri guida lui la transizione, Meledandri adesso apre per Menghi, destro di Menghi, Arboleda, gran rientro difensivo di Cristian Arboleda che ora guida e suona la carica per l'Olbia. E ha completamente capovolto il fronte con Staffa, prova a correre ancora Cabrera, sta arrivando Darini e lui a mettere il pallone in rimessa con le mani. Solo Albanesi e Ninguè dietro la linea della palla. Arriva il pallone interessante verso il secondo palo, colpo di testa, sbloccato la partita il Monterotondo. Il gol di Matteo Darini è 1-0 per il Real Monterotondo Scalo. Ci ha messo meno di 3 minuti nel secondo tempo, è stato proprio un calcio piazzato a sbloccare questa partita. Gran palla di D'Alessandris sul secondo palo. È arrivato puntuale all'appuntamento col gol Matteo Darini, colpo di testa efficace, ha provato ad opporsi di Chiara, non c'è stato nulla da fare. De Grazia punta verso la porta, poi apre sul secondo palo. Lucarelli, colpo di testa. Era tutto buono, troppo debole però il colpo di testa del numero 6. E allora, ancora D'Alessandris. Non lontanissimo dal punto di battuta, la quale ha calciato la punizione che è valsa l'1-0. Parte ancora da lontano Darini, va da Alessandris. Stavolta un tiro in porta di Chiara. Blocca, para a terra. Arriva il fischio di Tedesco, va Furtado! Che parata di Silvestrini! Tiene lo 0-1. Ceccarelli, occhio perché buca l'intervento Gonzales, allora D'Alessandris può correre. D'Alessandris in area, D'Alessandris mette per Menghi! Incredibile! Occasione fallita da Matteo Menghi. Monterotondo non riesce a raddoppiare. A un passo dal 2-0, a porta praticamente sguarnita, con Di Chiara superato. Menghi ha sparato alto. Al fischietto in bocca Tedesco, infatti fischia 3 volte, finisce qui
Olbia Monterotondo, è una vittoria fondamentale per i ragazzi di Mister Boccolini che vincono 1-0, decide un gol di Matteo Darini in apertura di secondo tempo, notte fonda per l'Olbia. Buonasera a tutti, oggi sono venuto questa mattina per guardare la partita sapendo che era una settimana difficile, che avevamo deciso domenica sera, lunedì mattina di cambiare allenatore perché i risultati non venivano incontro nostro, avevamo un punto su 12 e oggi io ho visto nella partita che si stava lavorando, il gruppo si sta impegnando e abbiamo visto un primo tempo dove la squadra ha giocato, ha proposto e abbiamo avuto un po' di sfortuna nel secondo tempo che un gol a pari e dopo la partita cambia. Io quello che posso dire è che tutto il team di Swiss Pro si sta impegnando per trovare un nuovo allenatore con l'obiettivo, come sempre diciamo, di riportare a C nelle prime classifiche all'Olbia Calcio. So che questo è un momento difficile anche per noi di parlare, perché si sta lavorando, ma su quello del nuovo allenatore ancora non posso parlare di più. Se avete domande posso rispondere. L'Olbia sta cercando anche altri giocatori? In questo momento no, quello che abbiamo alla base è un team molto buono. Quello che sì stiamo cercando è un calciatore che deve avere il permesso di soggiorno e farlo più velocemente, già che è un attaccante forte e ci vuole averlo lui anche in campo. Presidente, dopo 5 partite e un punto, significa che qualcosa non è andato bene? Sì, è chiaro, il diagnostico anche lo facciamo noi e per quello io passo più tempo in Italia che in Svizzera. Adesso già mi sono programmato per stare i prossimi fino al 26 di ottobre, sarò qua con l'obiettivo di mettere tutto quello che c'è da mettere a posto in campo e fuori il campo con il Olbia Calcio per continuare avanti. Ma voi avevate già delle trattative questa settimana con qualche allenatore o aspettavate il risultato di oggi per decidere se cambiare oppure no? Trattative? Sì, trattative. In questa settimana ci sono state delle trattative con qualche allenatore oppure avete deciso di iniziare le trattative nella prossima settimana? No, le trattative stanno sempre in giro, anche prima, dopo, come i calciatori, sempre ci saranno trattative. No, parlavo dell'allenatore. Erano già in cerca questa settimana. Questa settimana passata. Sì. Un passo indietro rispetto al primo tempo di Anzio. Io non posso valutare dal punto di vista tecnico e anche posso capire dal punto di vista dei calciatori che molti sono giovani, che sono scioccati, forse è la prima volta che vedono che un allenatore va via, ma in questo momento quello che ci vuole è che il gruppo stia insieme. Io ho sempre detto, qua tutti sono di Olbia Calcio, non c'è una questione che una persona viene in un gruppo, da un altro gruppo, qua tutti devono tirare insieme e io come presidente devo fare l'obiettivo che tutti tirano nella stessa direzione, avanti. Io ho sempre un amico mi diceva, come diceva Garibaldi, dove vai? Avanti. Fare indietro no, il passato sta e noi adesso quello che dobbiamo fare è fare tutto lo sforzo, tutti i consigli positivi che ci servono, li prenderemo per portare la squadra avanti, la squadra e il club. Che cosa non vi è piaciuto di Marco Amelia? No, guarda, io ti posso dire che come persona Marco Amelia è una persona ottima, ma io vengo dal mondo delle finanze, del mondo del ratio, dove la gente ti chiede il numero, ti chiedono voglio interesse il 10%, il 20% e tu devi dare un risultato. Lo stesso con il mondo del calcio, se tu 12 punti hai avuto uno, forse hai avuto sfortuna, forse c'erano le cose che non
non stavano, ma i risultati dopo alla fine tutti vengono misurati per i risultati. Non ha avuto molto tempo per preparare la squadra, era in ritardo di 2 settimane, mancavano anche dei giocatori, bisogna avere tempo alle volte. Sì, no, come tutti, ma il tempo non c'è. Sì, e l'obiettivo che noi abbiamo è di vincere per stare nella Serie C. E quello si aveva parlato sempre da un primo momento. Per quello, adesso c'è una mosca. Sorridere un po' perché sempre io dico adesso siamo tutti tristi perché anch'io faccio 1200 km qua sempre d'estate, sono stato ansio, sono stato in tutte le partite, per quello io guardo anche i dettagli minori e noi sempre stiamo attenti a anche portare la questione umana dei calciatori che noi sappiamo che stanno in un processo e devono assimilare quello che è passato, che l'allenatore è andato via e c'è questo periodo che devono adattarsi a questa transizione. Presidente, ma lo spogliatoio è unito? Io non sto dentro degli spogliatoi, non potrei dire, ma credo di sì, se no qualcuno me lo riferirebbe a me. Che cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana da qui alla partita di Cassino? Cioè, in settimana arriverà qualcuno, allenatore, giocatore, oppure no? Sì, questa domanda la potrei fare io. Abbiamo un calciatore molto potente, attaccante, che ancora stiamo aspettando il permesso di soggiorno. Io vedrei se domani posso parlare con la polizia, ci dà una mano per fare il permesso di soggiorno, possiamo fare il tesseramento e lo possiamo avere disponibile per prossima domenica. Che cosa non ha funzionato e qual è la lettura della gara? Ma i ragazzi hanno fatto una gran partita. Purtroppo negli episodi non siamo stati premiati. Abbiamo avuto tante palle gol. Per un motivo o per l'altro non l'abbiamo mai buttata dentro. Purtroppo in una delle poche occasioni che abbiamo concesso abbiamo subito un gol anche evitabile. È un periodo che gira tutto storto. Dobbiamo cercare di star calmi e di invertire la tendenza nel più breve tempo possibile. Però onestamente sulla prestazione ho poco da dire ai ragazzi, perché ci hanno messo anima, corpo, voglia, qualità, e solo per degli episodi non sono riusciti a raddrizzare una partita che non meritavamo assolutamente di perdere. Infatti fino all'ultimo minuto i ragazzi hanno provato quantomeno a pareggiarla. Ha qualcosa da recriminare?
Te l'ho detto, in questo momento è un discorso di centimetri, noi prendiamo il palo e gli avversari alla prima occasione ci fanno gol. Si somma un periodo veramente dove abbiamo mezza squadra fuori, però la cosa positiva è che comunque i ragazzi tengono bene il campo contro avversari di caratura importante. Il problema è che è un campionato dove servono i punti, non le prestazioni, e quindi speriamo di avere qualche arma in più per poter invertire la tendenza nel più breve tempo possibile. Ci manca un po' di malizia, ci manca saper portare un po' l'inerzia della partita dalla parte nostra in certi frangenti, però non posso rimproverare nulla perché la partita è stata fatta bene. Abbiamo giocato un primo tempo alla pari, un secondo tempo sostanzialmente abbiamo giocato quasi solo noi. Contro questi avversari già è difficile fare prestazioni di questo tipo. Il problema è che se hai 7-8 palle gol e finisce la partita che perdi 1-0 è dura da digerire, ma è il calcio. Sul fronte giovani invece penso insomma, si possa cogliere qualche bella soddisfazione. Anche oggi sono stati tanti giovani che hanno giocato. Sì, hanno giocato tanti giovani per merito e anche perché abbiamo 7 assenze pesanti, perché giocatori del calibro di Piredda, Sartor, Sulis, Mattia Floris non li puoi regalare in questa categoria a nessuno, però chi sta avendo la possibilità di giocare è una grande opportunità. Purtroppo i risultati ci stanno dicendo che stiamo sbagliando in qualcosa, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni immediate, sapendo che già domenica andremo a giocare contro probabilmente la squadra più forte del campionato. Però teniamo buona la prestazione, anche se è un modo di dire che a me non piace tantissimo, perché in questo momento noi abbiamo bisogno del risultato, ma arriveranno i risultati anche per noi, perché se continuiamo a lavorare così e fare prestazioni di questo tipo non possono non arrivare. Con che spirito affronterete la prossima gara? Difficile perché arriviamo da 3 sconfitte, sappiamo cosa andiamo a giocarci, sappiamo che andiamo a giocarcela contro una squadra costruita per stravincere il campionato, sappiamo che non so se recupereremo qualcuno ancora per domenica, penso che la nostra squadra si potrà giudicare appieno tra 10-15 giorni, quando avremo recuperato tutti, e allora vedremo veramente se siamo a livello di questo campionato e quello che possiamo dare. In questo momento bisogna cercare di fare il massimo, di stringere i denti, di rimanere uniti, compatti, accettare anche le critiche che stanno arrivando, perché quando perdi è giusto che arrivino, e avere la mentalità giusta per rialzare la testa e fare i punti che ci serviranno per raggiungere i nostri obiettivi. Okay. La situazione dell'infermeria, giusto perché la Infermeria speriamo di rimettere dentro qualcuno già questa settimana, ma non sarà semplice. Sicuramente abbiamo bisogno ancora di 15 giorni per poter avere un organico all'altezza di questa categoria, con giocatori importanti, in base ai quali è stata costruita la squadra, ma è anche vero che gli altri devono utilizzare queste partite per cercare di guadagnarsi un posto, soprattutto in alcune cose mi aspetto di più, ad esempio la freddezza sotto porta, perché non si può arrivare un numero altissimo di volte dentro l'area avversaria e non fare un gol. In questa categoria lo paghi pesantemente. Sarnese, Sassari Latte Dolce, pronti ad addentrare in porta il solito Bonucci, la difesa a 4 con Manuzzi e Marini, confermati esterni, torna titolare Callegari al fianco di Pezzi, incontri disputati, la mediana a 3 con Vecchione, Mancino e il capitano Granata Uliano in attacco al fianco di Montini e Iannone, di nuovo partono dalla panchina. 0-1, mentre intanto è cominciato il match, buon divertimento
Intanto lo scambio corto, Iannone prova ad andare con il destro a giro, il pallone alto, allarga di nuovo da Giuliano, Iannone, il pallone dentro, l'occasione ancora Iannone, con il destro smorzato, Sassari in 10 sugli sviluppi di questo corner che parte adesso di nuovo corto, Giuliano mette il cross, la deviazione di testa, per supportare la causa sarnese, mette il cross, pericoloso intervento a uscire da parte dell'esterno Barraca, ancora Iannone a tenere il pallone davanti contro la porta di Marano, finta di Vecchione, va Liurni, la botta potente di destra, il cross al centro, attenzione la sovrapposizione di Mannino, Sarnese che continua ad attaccare, galvanizzata anche da questa occasionissima di Mancino, Iannone, il dribbling, si prende il fondo, il cross e arriva il vantaggio sarnese con l'incornata di Montini al minuto 18 e per la prima volta in questa stagione allo Squitieri la Sarnese è in vantaggio contro un Sassari in questi primi 20 minuti apparso in difficoltà ma che adesso guadagna calcio di punizione. Il pallone teso di Orlando, Sassari latte dolce con Mario Corcione che ha avuto l'occasione di calciare e adesso ci prova anche dalla distanza. Avversario Liurni deve subire anche il secondo pressing, Vecchione mette il cross, arriva Mancino, il pallone resta lì pericolosamente. Intanto Sassari che adesso può procedere con il calcio di punizione quando siamo al 40esimo, Corcione con il sinistro teso, il pallone prende l'esterno della rete, Iannone, il pallone messo giù splendidamente, Iannone ha un'occasione, dribbling, doppio dribbling, Iannone, triplo dribbling, Iannone stringe il destro, Liurni col gioco di gambe, Liurni proprio su Edi Castro, Liurni poi mette il cross che Cabeccia vede Brian Bonucci fuori dai pali, ci ha provato. Conè deve tornare all'indietro, il lancio per Loru che mette benissimo giù il pallone, prova il dribbling, Loru murato da Callegari. Parte il contropiede sarnese, Montini servito bene, allo spazio, va Montini! Fischia l'arbitro, questa è l'ultima occasione del primo tempo, va diretto verso la porta, forse il palo, poi la deviazione, finisce qui, non c'è angolo. A tempo ampiamente scaduto arriva l'occasionissima per la formazione sarda di riportarsi in parità per la prima volta ineditamente da Gabriele Setti in attacco, questo mentre intanto inizia il secondo tempo. Buon divertimento, il controllo forse con una mano non ravvisato dall'arbitro, va Edi Castro. Però Vecchione in pressing riesce a strappare un ottimo pallone a Corcione e allora Iannone in posizione di offside sul punto di battuta, proprio Iannone con il destro che si è conquistato la punizione, va diretto in porta, il tempo anche per la conclusione che non arriva, poi scarica fuori, Barraca prova la conclusione dalla distanza, Marini, Castro vuole lui il sinistro, fa proseguire per la regola del vantaggio l'arbitro, Iannone entra in area, Iannone per tenere questo pallone e in qualche modo arriva l'occasione per Montini che calcia col sinistro, Castro contro cross atterrato in area di rigore Corcione, poi Loru al centro, rischia qualcosa la Sarnese, Edi Castro trova il diagonale perfetto, Edi Castro che pareggia i conti per il Sassari al minuto 41 della ripresa. Deviazione di un difensore, arriva poi la conclusione dalla distanza di Lorenzo Orlando, posizionamento di Marano perché di fatto poteva partire l'azione, attenzione perché qui invece è Samotti a regalare il pallone a Loru, il Sassari, attenzione alla progressione di Mamadou Conè che riesce ad andarsene in qualche modo, di calciare verso la porta di Bonucci e cercare l'1-2 e alla fine, prima ancora del rinvio di Brian Bonucci, arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro, la Sarnese per pochissimi minuti si vede sfumare la prima vittoria casalinga. Blažević trovato, stoppa il pallone, scarica, sbaglia qui Furian, troppo lungo il pallone, però sbaglia anche il portiere, attenzione, Francia col mancino! Sfiora il gol del vantaggio l'Ilva Maddalena. Parte Francia, ricerca il secondo palo, Di Pietro la rimette al centro, arriva però la difesa solo per un attimo, il pallone rimane in area di rigore, serie di rimpalli, libera parzialmente. Va Furian,
cercare Blažević, arriva Di Pietro che con un colpo di testa rimane Galazzini, l'ultimo uomo, al limite dell'area. Fischia l'arbitro. Benzai al centro, spizzata, il pallone in area di rigore, graffia il pallone K. Danana lo costringe a scaricare. Di Pietro spizza il pallone, c'è D'Angelo in zona, D'Angelo, traversa clamorosa del numero 9, Rinaldini sul fondo. De Sena, Francia, Blažević, spalle alla porta, cross al centro per Blažević, uscita di Boschi, Bensaia, si allunga il pallone, allora Francia, scavetto per il 7 che arriva prima sul pallone, tocca il palo, che occasione! Tinti torna da Pasqualoni, lancio per Galazzini che va al centro sul primo palo, attento Bonu, tutti gli uomini al limite dell'area. Va Furian, pallone tagliato al centro, questa volta è attento Boschi in uscita, va da Simonetti che ha un po' di campo, attacca l'area di rigore, finisce giù, non c'è nulla per l'arbitro. Pasqualoni, cross al centro, tra le braccia di K, finisce giù, si rialza, tocca, tiro, respinta corta! E il gol del numero 20 Cotugno, pronto, arriva prima di tutti, che ingresso del numero 20. Porta il pallone dentro il campo, Lobrano, la Francia, fa partire un tiro, sbaglia tutto qui il numero 10, pallone che si spegne ampiamente sul fondo. Sbracciata del 17, finisce giù, manca, non c'è nulla, cross al centro, arriva Ludici, che parata di Boschi! Che cosa ha preso? Rimessa laterale per la squadra di casa, la squadra ospite, scusate. Bonu va direttamente in porta, la blocca Boschi, giallo a respingere, gran stop qui di K, va di nuovo lungo, Bonu larga, cross sul secondo palo, esce e fa su il pallone Boschi, fuori la difesa, triplice fischio, vittoria per il Cinzia Alba Longa, torna a casa a mani vuote.